da Matteo Redolfi dello Jager Vittorio Veneto. Bravo Giancarlo. Giancarlo Simeon sicuro nella sua marcia di testa. Eccolo anche. Non mollare Paolo, dai bravo. Dai Paolo, dai. Non è riuscito a tenere il ritmo infernale imposto da Giancarlo Simeon. Classe 1987, mentre Paolo Zanacqua. Ciao, sono fatto l'armadio nuovo, sì. Non ti devo chiedere un po' di roba. Ma adesso ho contato dell'82. Con lo buono? Sì, così no. Sì, ho contato diretto e basta, non bypassa Garibo. Sono andato direttamente con lui. Perché Garibo dopo si fa Grace, quando si fa Grace. Alle spalle dei primi due, eccolo. Un ottimo Matteo Redolfi insieme ad Elia Costa del Quantin. No, magari non si fa. Passa direttamente. Poi Casadei. Forse non è Elia Costa. Bravissimo Matteo. Bravo Matteo. Bravo, bravissimo. Dai Alberto, bravo Alberto. Dovrebbe essere Samuele Fabri della Salcus in quarta posizione. Glielo conferma eventualmente ai nostri amici della protezione civile. No, ma stai scherzando? Così corro. Dai Mirko. Dai Mirko. Dai. Bravo Mirko, bravo. Passano anche Mirko Signorotto e Morris De Zajacomo. La conclusione del test. 11 Matteo! 11 va bene! Dai Armani, bravissimo! Bravissimo! Dai Stefano. Ale Stefano, dai. Vai Dai gemellone! Stefano, bravissimo, dai. Bravo, dai! Ah, sul percorso qua. Dai Ale, bravo Ale. Ah, va bene, bravo. Dai Luciano! Vai Eddie! Sempre più al comando, Vai Eddie! sempre più al comando No, molto soddisfatto. il portacolori dello Jager Giancarlo Simeon. Intanto alle spalle della coppia di testa qualcosa si muove. Si è portato ora al terzo posto Samuele Fabri del Salcus, che sta tentando di abbandonare la compagnia di Matteo Redolfi, che a sua volta precede il compagno di squadra Alberto Casadei. Poi c'è Claudio Bagnara in sesta posizione ed in settima vediamo Elia Costa del Quantin Belluno. Dai Paolo! Maurizio, bravo Maurizio. Dai Manu che ti recupera! Dai bravo Manu che ti recupera! Dai che ti recupera! Il presidente. Presidente, sto pendola. Così per sbaglio, non sapevo dove andare. In attesa. Proprio altri due, guarda che coppia. Vai Paolo, vai. No, romperli, con quello che costa. Devo usare la prossima volta. Vai Enrico, vai. Siamo in economia. Fammi vedere come che sta a finire insieme al Inter, perché ha vinto. Ormai si stanno stabilizzando le posizioni di testa con Giancarlo Simeon che si sta. Il percorso per corri per parte. Guarda, ti devo pensare, veramente. Ma è ancora che la quando non finì mica, Ma come. ma dici che Forza dai! Non di uno. Proprio quello. Il comando di questa gara, quando passerà nei pressi della zona della campana, inizierà l'ultimo giro. Il suo vantaggio è ulteriormente aumentato nei confronti di Paolo Zanatta, che comunque mantiene salda la conclusione. Giancarlo Simeon va ad iniziare l'ultimo giro. Suona per lui la campana in questo momento e a un centinaio di metri vediamo Paolo Zanatta saldamente in seconda posizione. Gli altri concorrenti ancora non si intravedono. Eccolo, ne vediamo uno. Dovrebbe essere in terza posizione, dovrebbe essere Samuele Fabri del Salcus. Paolo, Vai Paolino! Dai Paolo! Nei confronti di Molto contento, Ciao, ciao. Zanacqua.
Va bene? in terza posizione con un buon vantaggio nei confronti della coppia dei suoi che occupa la terza e quarta piazza, si tratta di Matteo Ridolfi e Roberto Casadei, entrambi dello Jager Vittorio Veneto. Vediamo domani. No, sono in Corriere a cambiare. Fatto bene. Il primo anno della categoria senior il Sarcus, un'ottima gara questa del portatore del Sarcus in progressione, si è portato via semplicemente ed ora occupa con un buon vantaggio la terza posizione che potrebbe portarlo alla conclusione in questa posizione. La coppia Matteo Ridolfi e poi Claudio Bagnara della Pompano, Daniel Autotrasporti. Dai, mai! Dai, forza! Dai Claudio! Ecco da qui riesce a vedere il numero. Che si è portato davanti a Elia Costa della Contin Bellini. Abbiamo Saia, Alessia, che fa classifica sul Mirko! Dai! non mi ricordo. Sarà Fidel. Dai Matteo! Dai, su! Dai Matteo! Sei duro! Vado a vedere l'arrivo di Paio. Luca! Ci vediamo, ciao! Ciao Luca! Stefano, dai! Che è là? Andiamo a vedere di là? Sì. Vai Ale! Siamo ormai alle ultime battute di questa gara con Giancarlo Simonella che ha dimostrato di essere qui in palla a 200 metri dalla conclusione della gara. Una gara che sta vincendo meritatamente, portatosi subito al comando insieme a Paolo Zanatta, che vediamo tra l'altro reagire in qualche modo perché non ha perso più terreno nei confronti di Giancarlo Simeone, sempre in seconda posizione Paolo Zanatta, ma Giancarlo Simeone si avvicina al traguardo ad ampie falcate, gli viene a raccogliere l'applauso dei presenti dopo aver dominato questi 10 km di gara. È notevolmente aumentata l'andatura intanto di Paolo Zanatta alle spalle di Simeone, che ha ridotto di qualche decina di metri il suo distacco dal concorrente di testa, ma è Giancarlo Simeone che sta per arrivare sul rettilineo d'arrivo. Giancarlo Simeone, Jager Vittorio Veneto, viene accolto dall'applauso dei presenti, dominatori di questa gara. Giancarlo Simeone, Jager Vittorio Veneto. Splendida la sua azione ancora nel finale, ma molto valida anche l'azione di Paolo Zanatta, Pianero Padova, che ha aumentato notevolmente la sua andatura nell'ultimo giro. Ecco l'arrivo di Paolo Zanatta. E ora dobbiamo attendere ancora qualche forse minuto per vedere arrivare il terzo concorrente, che ancora non si intravede. Forse si intravede in questo momento. Dovrebbe trattarsi di Samuele Fabri, numero 28, Samuele Fabri del Sarcus.
Ovviamente adesso diventa difficile anche per gli amici della protezione civile che stanno sul percorso, perché ci sono